Ad Agrigento domani, mercoledì 18 ottobre, nella sede del Movimento 5 Stelle al Villaggio Mosè, al Viale Leonardo Sciascia 13, alle ore 11 sarà presentata la lista dei candidati all'Assemblea regionale del Movimento 5 Stelle nel collegio di Agrigento. Poi, giovedì sera, 19 ottobre, ancora ad Agrigento, a Porta di Ponte, alle ore 21, sono attesi i leader nazionali dei 5 Stelle. Nel frattempo è stata inaugurata la sede del Movimento 5 Stelle alla Villaggio Mosè. Ascoltiamo in proposito il candidato all'Assemblea regionale Fabrizio Lagaipa. È stata pertanto inaugurata al Villaggio Mosè ad Agrigento la sede, o quantomeno il punto di ritrovo del Movimento 5 Stelle. Un'occasione di impegno nel territorio, un successo come manifestazione? Abbiamo avuto un successo che è andato, come ormai siamo abituati, purtroppo, per fortuna per meglio dire, molto al di là delle nostre aspettative. Abbiamo avuto centinaia di cittadini che hanno avuto il desiderio di venire a vedere la sede, di stare assieme, di parlare, si è parlato di tante cose. La cosa bella è che ormai i cittadini non parlano più dei propri problemi quotidiani, comuni, ma già parlano di accordi internazionali, di Europa, si parla di politica estera, cioè noi ci accorgiamo, c'è una crescita veramente della popolazione, di una coscienza civica che è importantissima, e questa è la testimonianza anche di un malessere che però in qualche maniera ha portato a questo risvolto, a questo risveglio anche della cittadinanza, e questa è una cosa che ci fa veramente ulteriormente ben sperare per questa prossima competizione regionale. Altri appuntamenti, domani ci sarà una conferenza stampa, domani al mattino. Allora, domani faremo appunto questa conferenza stampa di presentazione della lista, così che insomma i cittadini possano conoscerci meglio ad uno e quindi scegliere con maggiore consapevolezza, e poi invece giovedì sera 19 ci sarà sul palco a Porta di Ponte, ci sarà Cancelleri che verrà a fare un comizio insomma di quelli itineranti alle 21, quindi vi aspettiamo numerosissimi perché sarà un bellissimo momento di aggregazione per aspettare insomma questa competizione elettorale questo 5 di novembre.